È inutile che fingiate di non sapere. Vi costringerò a confessare il vostro ignobile tradimento. Vi scioglierò la lingua. Maledetti! Parlate, cani! Cittadino Robespierre. Allora sentiamo. Che cosa c'è di tanto urgente? Non ti pentirai di essere venuto. Apprenderai cose di grande importanza per la sicurezza del paese. Nel riferirle ai capi rivoluzionari, ricorda che l'idea di impadronirci di questi due messeri è stata mia. E chi sarebbero questi due messeri? Il conte d'Artois e il barone von Schichenburg, un nobile austriaco. Bel colpo, eh? Ma no. Ma sì, li sto interrogando da 3 ore. Parlate, maledetti. Tu, conte d'Artois, confessa che la presenza del tuo complice è legata alle tue cospirazioni con Maria Teresa e con la corte austriaca. Parla! Parlaci dei tuoi maneggi con Maria Teresa. Maria Teresa, ma che dice? Ah, ho capito. Parla di Maria Teresa, la figlia dell'oncolo Giro Capraro, quello di Caltanissetta. Come volano le notizie? Hanno saputo che l'hai compromessa, quindi ti conviene confessare tutto. Va. Allora, ci vuoi parlare dei tuoi maneggi con Maria Teresa? Alla banca di Monsieur Valisman, nel pagliaio. Nel pagliaio? Sì. Lascialo fare. E insegnerò io a fare lo spiritoso, signor conte d'Artois. C'ha pure il dito nervoso oggi. Vuoi forse negare che questo nobile austriaco si trova presso di te con uno scopo ben preciso? Interprete, traduci la domanda all'austriaco. Du bist in Paris, um zu spionieren, nicht wahr? In Verbindung mit unseren Feinden, die Emigranten. Doch, antworte. Danke scemo, bitte scemo, guten Morgen, guten Abend. Allora, confessate le vostre ignobili tresche con Ottone di Baviera. So che avete rinsaldati i rapporti col suo governo e vi accuso di aver fatto nel gabinetto di Baviera una saldatura con Ottone. Ma qui si rasenta la calunnia! Ma vi pare che se mi serveva il gabinetto me ne andavo fino in Baviera? Chissà che non siate andati voi stessi a Mosca da Nicola, a Firenze da Leopoldo e a Napoli da Ferdinando. Ma chi è tutta questa gente? Saranno padroni dei ristoranti. Ah, mi dispiace contraddirvi, ma noi siamo andati sempre da Peppino a Mare. Fa una zuppa di pesce che è mondiale. Basta! Fingete di essere stupidi, eh? Noi non fingiamo. Ma non vi servirà a niente fare la commedia. Commedia? Del popolo. Interprete, traduci. Der Kaiser von Österreich wollte unsere Revolution sabotieren. Herr Baron von Schichenburg, Sie sind ein Spion, ein Volksverräter. Danke scemo, bitte scemo, guten... So belimet! Wenn es greift, in het ene Aura ist greit, in dem Geheimnis ist kaputt, mir amico Ciccion. Ma che gli hai detto? Di farsi i fatti suoi. Ah. Ora vi sistemo io. Mammuzza mia, ma che fa? Lascialo fare. Interprete, traduci. Lascia parlare il signore. Ma questo traduce male, ma che fa? Lascialo fare, lascialo fare. Siete 2 idioti, 2 maledetti figli. Sono 2 idioti come te, cittadino Pierre. Siamo in 3. C'è anche lui. Proprio come te che ti credi tanto furbo. La tua ambizione ti ha reso talmente stupido da farti scambiare questi 2 deficienti per il conte d'Artois e per un diplomatico straniero. Ma quale diplomatico? Io nemmeno un bignè sono. Ma Ti cittadino... interesserà sapere che il conte d'Artois è a Vienna da 3 giorni. Guardia! Perché non sei il conte d'Artois, carogna? Perché sono Perché non sei il Sono un conte altro. d'Artois? Sono un altro. Ti farò Sono un marcire altro. nella prigione Sono un del altro io. Tempio. Sono un altro. Perché non sei il conte d'Artois? Sono un altro io! Perché? Sono un altro! Sono un altro io! Sono un altro! Sono un altro!